Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovati all'ultima puntata di Autodafè di questa settimana. Come tutti i venerdì con noi il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi. Professore, grazie e buongiorno. Grazie a voi. Allora, andiamo subito al dunque. Ci sono alcune notizie economiche sulle quali ci soffermiamo, in particolare però oggi ci parlerai, professore, di finanziaria. Tu hai spolverato un antico motto latino per inquadrare il tema della finanziaria. Il veleno sta nella coda, in cauda venenum, che è il contrappeso del dulcis in fundo, cioè il dolce sta in fondo. Poi ci spieghi perché ti è venuta in mente questa celeberrima locuzione latina per inquadrare il tema della finanziaria. Intanto vi permetto di segnalare due notizie che aprono le agenzie di questa mattina. La prima ha a che fare, sempre parlando di quattrini, con il prestito all'Ucraina senza toccare i beni congelati russi, che sarebbe stata una via molto pericolosa. L'Unione Europea, o in sostanza la Commissione, ha deciso ai Paesi membri di erogare 90 miliardi di euro per gli anni 2026-2027 all'Ucraina, beni propri, sostanze proprie e non esproprio di beni russi. La seconda questione ha a che fare appunto con alcuni temi legati alla finanziaria. Si è discusso in questi giorni dell'emendamento sulle pensioni che è finito fuori dalla manovra su input della Lega, che ha detto no. Il governo annuncia un decreto legge che verrà proposto in un prossimo Consiglio dei Ministri, ma in sostanza è stato detto no alle norme sulle pensioni per come si sarebbero profilate: l'allungamento delle finestre per l'uscita dal lavoro e il riscatto della laurea penalizzato. Tutto questo scompare, restano le altre misure, si discuterà, si vedrà. E poi è stato il via libera a un tema che avevamo solo accennato la settimana scorsa. È stato detto sì dalla Commissione Bilancio del Senato all'emendamento alla manovra proposto da Fratelli d'Italia, che attribuisce la proprietà delle riserve auree conservate da Banca d'Italia al popolo italiano. Questo lo ha annunciato il senatore leghista relatore della finanziaria Claudio Borghi. Un momento importante, si chiude una mia battaglia di 11 anni, ha detto Borghi, e penso che sia una delle cose più importanti fatte in questa manovra. Riaffermare il principio ci riporta alla normalità, messa in pericolo da pretese sul nostro oro da parte dei più disparati soggetti. La faccio breve e ti lascio subito la parola. Ci sarebbe da discutere anche di un'altra cosa che a quanto pare andrà a finire in cavalleria, ma è stata presentata una proposta di legge da Fratelli d'Italia. Questo esula dalla finanziaria, ma ha fatto molto discutere: la riforma dei condomini. Era un parto di Fratelli d'Italia, ma ci sono state critiche anche all'interno dello stesso partito, a partire dal fatto che l'inquilino moroso, se c'è un inquilino moroso, pagano gli altri, i creditori si rivalgono sugli altri. E poi la laurea per l'amministratore di condominio e tante altre complicazioni burocratiche che alla fine hanno fatto storcere il naso anche alla maggioranza. Ti lascio subito la parola e torniamo all'inizio. Perché in cauda venenum, il veleno in coda? Ma perché allora il processo di formulazione della finanziaria è un processo estremamente lungo, perché parte da settembre e è un processo che deve chiudersi entro il 31 dicembre dell'anno in corso per evitare il cosiddetto esercizio provvisorio. Ora, in realtà, questo è un periodo molto particolare perché l'approvazione della finanziaria è di fatto l'ultima occasione da parte dei soggetti politici interessati a promuovere all'interno della finanziaria stessa forme di finanziamento di interessi locali o comunque legati a interessi politici particolari. Ora, questa situazione è importante perché di fatto nel momento in cui si approva la finanziaria si autorizza alla spesa che viene approvata. È importante questo aspetto perché alla fine, nell'anno successivo, quando si deve redigere il consuntivo, approvare il consuntivo, mentre per approvare la finanziaria ci vogliono 4 mesi, per approvare il consuntivo bastano 2 o 3 giorni per lo scarso interesse che si mostra su queste cose. Quindi diciamo la finanziaria è l'occasione per potersi accaparrare quote di risorse per interessi politici. Ora, la finanziaria quest'anno
è partita in sordina, no? Con importanti ultimatum di Giorgetti nei confronti delle pretese di partiti, di singole persone, di singoli interessi, eccetera, dicendo che la finanziaria doveva essere blindata e quindi anche in relazione ai risultati ottenuti, che è quella di avvicinare al 3% del deficit, che è un obiettivo importante, che quindi dà una forma di rassicurazione ai mercati, questo aveva comportato un'approvazione, fra virgolette, mai votata, ma un'approvazione dal punto di vista dell'opinione pubblica e da parte dei giornali, un'approvazione nei confronti del processo di costruzione della finanziaria. Che cosa succede? Che alla fine, quando i giochi si chiudono e quindi ci si approssima a un termine ultimo, perché se non la si approva entro il 31 dicembre, si va, come ho detto, in esercizio provvisorio. Ora, alla fine, quando si tira la rete, improvvisamente finiscono dentro quasi all'insaputa, siamo sotto Natale, la gente ha pensieri diversi, ha interessi diversi e improvvisamente ci si infilano dentro sia dei decreti legge, sia delle indicazioni come quella delle pensioni e quindi sono come è finita dentro la spesa per contanti da 10.000 a 5.000, il bollo sui pacchi, Sì. le accise sulla benzina, sulle sigarette, quindi tutta una serie di elementi che sono finiti, sarebbero finiti dentro il grande emendamento nella presentazione, quindi è stata una manovra diciamo un po' alla vecchia democrazia cristiana, quando alla fine sotto sotto, quando la gente non è interessata, ci infili dentro un po' di robe che vanno di traverso. Ora, in particolare, anche grazie alla Lega, all'opposizione della Lega, si è riusciti questo è un decreto legge, non fa parte questo del condominio, ma per quanto riguarda le pensioni è stato importante questo intervento perché questa legge, questa proposta alla finanziaria è molto pericoloso perché non è forse saltata, ma comunque il tentativo c'è stato, insomma, no? E perché è una manovra estremamente grave dal punto di vista degli effetti sociali e dal punto di vista degli effetti economici. Ora, allungare le pensioni già di per sé è un fatto importante. Può essere giustificato, si può arrivare a negoziare, ma prima devono essere negoziate le posizioni e quindi devono essere negoziate e approvate. Quella della riduzione del riscatto degli anni di laurea è un fatto estremamente grave perché non sembra che non si conosca il contesto sociale in cui, e culturale in cui avvengono questi processi. Allora, molti ragazzi si iscrivono alla laurea, ma difficilmente chiudono il percorso accademico negli anni regolamentati dai 4 anni, 3 anni o 5 anni, quelli che sono, insomma, no? Per cui il più delle volte si esonda e si va verso un fuoricorso 1, fuoricorso 2, fuoricorso 3. Molti di questi ragazzi, molti diversi di questi ragazzi sono costretti a pagarsi gli studi e quindi sono costretti a lavorare, a fare dei lavori occasionali per pagarsi gli studi. Ora, a questo punto dire a questa gente che si è iscritta con dei sacrifici e che vanno oltre gli anni previsti dal corso di laurea a una riduzione degli anni di riscatto è una manovra, è stato un tentativo molto pericoloso ai danni dei giovani ai quali noi lasciamo un debito di 3.150 miliardi, quello che è diventato adesso, e lo lasciamo però con il rischio dei tassi di interesse
che noi non governiamo, e quindi possiamo avere un innalzamento dei tassi di interesse e questo lo lasciamo a carico dei giovani. Cioè, sostanzialmente questo è anche un problema morale, perché noi sostanzialmente abbiamo mangiato, abbiamo consumato della ricchezza senza averla prodotta. E Ecco, questa è però, la verità. professore, il debito è un tema strutturale, no? È un tema che ci trasciniamo da anni, è Sì, comunque un'entità in crescita perenne, nonostante tutti i tentativi dai famosi anni 90, no? ma Con le privatizzazioni che dovevano servire per diminuire il debito, c'erano già parecchi scettici all'epoca, infatti non sono servite per niente per diminuire il debito, ma per regalare aziende di Stato a privati che ne hanno fatto un gran profitto, diciamola per com'è, grossolanamente, ma sinteticamente. Ecco, il debito è una questione strutturale, è un peso che ci trasciniamo e che non viene affatto risolto, punto primo. Punto secondo, quella è una questione appunto in termini di ammontare, ma anche di struttura, ineludibile. La finanziaria è lo strumento giusto, perché la finanziaria, come tu hai detto prima, se è un modo per fare un po' di campagna acquisti presso il proprio elettorato o i propri ceti di riferimento, se è un modo per far quadrare i conti in qualche modo, non è certamente lo strumento per affrontare i problemi strutturali, non solo il debito, ma la crescita, lo sviluppo, il taglio delle tasse. Allora non si fanno queste cose essenziali e strutturali con la finanziaria, giusto? no, è Mi, giusto anche mi viene perché da la dire, mi viene da finanziaria dire che anche fuori ha. dalla finanziaria non si fanno mai comunque, però tantomeno con uno strumento come la finanziaria. La finanziaria non serve a fare riforme strutturali, chiaro? Giusto? È No, corretto la dirlo? finanziaria è una previsione annuale, su base annua, quindi sul prossimo anno. E questo la finanziaria quindi può semplicemente limitare i problemi. I problemi, come abbiamo avuto modo di dire, dipendono dal fatto che questo debito che noi abbiamo accumulato in gran parte la spesa pubblica è alimentato dalla spesa pubblica, ma l'82% della spesa pubblica è spesa di parte corrente, quindi solo il 18% è spesa per investimenti e quindi Mm. in una logica strategica di lungo tempo, spese per investimenti e spese in conto capitale. Quindi la spesa pubblica in gran parte è una spesa di parte corrente ma non ha un orizzonte temporale strategico e questo è il problema, per cui non hai fondi che sono funzionali allo sviluppo e alla strategia del paese. Perché l'83% è spesa corrente e quindi ridurre la spesa corrente è molto difficile perché sono spese che si sono accumulate, tant'è che non siamo mai riusciti a ridurre il debito. Perché? Perché facciamo fatica a dire di no a quelli che ci chiedono i soldi. Per cui in realtà la spesa corrente dovrebbe essere Mm. ridotta con un intervento Allora, politico rigido. professore, diciamo una cosa, se tu non approvi la finanziaria come la gestione finanziaria anche di regioni e comuni entro il 31 dicembre, scatta l'esercizio provvisorio del bilancio, no? Sì. La spesa pubblica è permessa in base ai dati dell'anno precedente, e in sostanza limitata. Però, al di là di questo rischio, la finanziaria non serve, potremmo dire che non è così, uno strumento così, mi viene da dire. La finanziaria non è uno strumento così essenziale, serve per fare quattro regalie, allora per dirla in termini semplici, e per rispettare alcuni obblighi formali. Ma a me cittadino che pago le tasse, vedo un messaggio che è arrivato in questo momento che va in questa direzione, adesso poi te lo leggo al netto di alcune cose. Scrive un nostro ascoltatore, infatti, al 340-6709-659, il mio intervento è uno sfogo che dà voce a tanti cittadini italiani. Abbiamo dato 90 miliardi all'Ucraina e ci stangano sulle pensioni e il recupero anni di laurea. Non va bene perché non si fa fare un referendum semplicemente informativo su come la pensano gli italiani che pagano le tasse. Ecco, al netto che il capitolo pensioni e riscatto laurea è stato abbandonato, no? È stato accantonato, quindi non c'è più, è uscito a un certo momento come un tentativo, un ballon d'essai, non lo so, e comunque è stato cancellato. Però, al di là di quello, a cosa serve la finanziaria per quelli che pagano le tasse, come scrive il cittadino? Allora, la finanziaria, allora, con riferimento all'intervento che è stato fatto e che hai letto, mi viene in mente quello che ha detto Messina, che è il presidente di Banca Intesa,
che cosa ha detto? Che invece di spendere per le armi, noi ci preoccupiamo di spendere per le armi e dovremmo preoccuparci di spendere per la povertà. Quindi questo è l'intervento che ha fatto l'amministratore delegato di Banca Intesa, quindi ha toccato il punto che le spese non dovrebbero essere per armi, ma per la povertà. E questo tema non viene toccato, ma è un tema molto rilevante. La finanziaria è funzionale perché se tu non approvi la finanziaria non puoi spendere, quindi non puoi pagare i dipendenti pubblici, quello che è successo con gli Stati Uniti con lo showdown del bilancio. Quindi se tu non approvi quel bilancio tu non paghi più i dipendenti pubblici, no? Questi sono andati avanti fino a quando i democratici e i repubblicani si sono messi d'accordo. Quindi la finanziaria è funzionale, diciamo, a garantire l'attività corrente del paese, che sono i pagamenti delle imposte, eccetera. Il problema qual è? Il problema è che noi, come hai detto, abbiamo questo debito e il problema è che non riusciamo a ridurlo. Quindi o cosa fai? O aumenti le tasse, ma aumentare le tasse poi diventa un boomerang perché ti ritornano indietro, perché poi vengono evase, perché poi si trovano mille modi per non pagarle, ma soprattutto perché poi oltre una certa altezza diventano un prelievo forzoso nei confronti dei cittadini. È necessario ridurre il debito, questo è un imperativo categorico, direbbe Kant, no? E questo comporta la necessità di avere degli scontri, inevitabilmente degli scontri politici, perché tu devi dire di no e quindi durante l'anno devi mettere in moto dei processi di analisi dei costi delle spese per la riduzione delle spese. Noi abbiamo centinaia di enti inutili che vengono che assorbono risorse finanziarie ma non servono a nulla. Però siccome sono enti con i quali tu gestisci una parte di consenso, una parte di potere, non li riesci a chiudere. Ci sono delle imposte che costano di più di quello che incassano, quindi tu dovresti levare delle imposte il cui costo di esazione è superiore alle entrate, ma per fare questo tu devi levare il potere a chi gestisce quelle imposte che lo usa come strumento di raccolta del consenso o di raccolta di risorse finanziarie. Ecco, c'è un altro messaggio che, parlando di finanziaria, parlando di manovra, di soldi pubblici, poi la gente va al dunque, no? Allora leggo questo messaggio perché è slegato dalla finanziaria per come, per come è, per quello che è la sua natura. Però quando uno parla di soldi pubblici pensa ai problemi essenziali. Quel cittadino di prima, troppe tasse, no? E questo è un punto. Quest'altro signore ci scrive, o signora, la sanità ormai è privata, a pagamento, nonostante i contributi che si pagano. E siamo anche al punto che ci sono code di mesi, anche se si paga. Fate qualcosa o succederà qualche casino. Quindi, giustamente dal mio punto di vista, se uno parla di finanziaria, di manovra 2026 e di fondi pubblici, pensa alle cose strutturali, le troppe tasse, il debito, la sanità. Sono tutte questioni che non vengono toccate e riformate attraverso la legge finanziaria, no? Diciamolo chiaro. Ci No, sarebbe dovuto no. essere un altro percorso. Tu hai studiato per tanti anni anche i temi del federalismo e del federalismo fiscale. Quella sarebbe stata, magari te lo chiedo, è una domanda, sarebbe stato quello del federalismo fiscale uno strumento per cambiare un po' le logiche, per arrivare alla gestione a una gestione del soldo pubblico che sia funzionale a risolvere problemi veri, tasse, debito, sanità. Allora, io ho scritto, detto all'infinito che questo è un paese federale, perché tu non puoi governare la Lombardia come governi la Sicilia, non puoi governare il Veneto come governi la Puglia o come governi la Campania. Sono paesi che hanno storie diverse, culture diverse, condizioni meteorologiche diverse, no? Quindi ha una natura essenziale. Quindi il federalismo è stato affrontato in modo sbagliato, ma questo paese nasce e rimane come un paese federale. Per risolverlo però devi cercare di affrontare dei sistemi di disuguaglianza, perché il Veneto, la Lombardia, la Toscana e l'Emilia hanno entrate molto più alte di quanto non abbia
la Sicilia, la Campania, la Calabria, la Puglia, la Basilicata, eccetera, e quindi è evidente che si crea un problema di federalismo che è funzionale al paese, ma deve essere in un qualche modo condiviso. Insomma, i Veneti contribuiscono in gran parte, come la Lombardia, a trasferimenti pubblici che vengono fatti direttamente dallo Stato alle regioni più bisognose. Per quanto riguarda l'intervento sulla sanità, ha perfettamente ragione la signora. Noi stiamo assistendo a un processo tutto sommato non richiamato e sottotono di privatizzazione della sanità, perché io ho dei conoscenti che pur avendo il contratto a tempo indeterminato dei medici, che pur avendo dei contratti a tempo indeterminato con le aziende ospedaliere, le hanno lasciate per andare a lavorare nel privato, che non è una cosa da poco abbandonare un lavoro a tempo indeterminato, ma quando tu ti trovi di fronte a delle situazioni in cui il lavoro diventa burocraticamente ostacolato, e questo comporta dei problemi dal punto di vista dell'accesso. Se noi guardiamo le liste d'attesa, uno si mette le mani nei capelli per quei pochi che può avere, insomma, no? Per cui in realtà, l'abbiamo detto la volta scorsa, è un problema anche di produttività. Se vuoi avere dei maggiori risultati, paga di più quelli che lavorano nella sanità, che non rimangono lì semplicemente per... Insomma, io ho avuto molto a che fare con i problemi della sanità, con i problemi che molti rimangono perché sono, fra virgolette, medici che hanno la passione del curare, del pubblico, eccetera. Molti altri hanno visto che è arrivato uno spartiacque e hanno abbandonato, si sono licenziati da un impiego a tempo indeterminato per andare nel privato. Questa è la realtà, insomma, no? Quindi diciamo poi che, la professore, finanziaria, non so se tu... Sì, prego, prego. potrebbe essere fatta, Mm. però richiede un impegno politico, cioè richiede il fatto che ci si prenda la responsabilità di fare delle decisioni non politicamente accettabili. Cioè, vuoi ridurre le imposte, per ridurre le imposte devi ridurre le spese, non c'è santo che tenga, ma se tu non riesci a ridurre le spese devi aumentare le imposte. Vuoi migliorare la sanità, devi metterci delle risorse, ma per metterci delle risorse devi ridurre le spese. Allora, il problema vero qual è? Che in questo paese quello che non funziona è il sistema di controllo, di gestione della spesa pubblica. Del resto tu hai detto chiaramente prima, no, quali sono i tempi per il controllo successivo. Strettissimi, non controlla niente nessuno e No, non controllo. si Cioè, discute un sacco di tempo a distribuirli i soldi, ma non a controllare come vengono no, impiegati. no, 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 cioè la resa di conto. E qual è questo problema? Il problema è che tu in questo modo accumuli debito, perché cosa succede? Bisogna che chiariamo alla gente questa cosa qua. La finanziaria può essere approvata come legge di bilancio a condizione che le entrate siano uguali alle uscite, d'accordo? Il problema qual è? Che è difficile fare questa cosa qua quando tu hai molte richieste di spesa. Allora la manovra che viene fatta non solo a livello di Stato, ma a livello di regioni e di province è quella di sovrastimare le entrate e sottostimare le uscite. Che cosa succede? Che ottieni il pareggio, ma il pareggio di fatto maschera un falso in bilancio. E quando tu vai a provare il consuntivo, che cosa succede? Che le spese che non avevi considerato si sono manifestate e le entrate che tu ci hai messo non si sono verificate, per cui questo genera un debito, e un debito che viene, come dire, accantonato e legato a quelli precedenti. Quindi tu sostanzialmente fai un nuovo bilancio e ti riporti il debito dell'esercizio pregresso nel nuovo bilancio. Questo avviene sistematicamente nelle regioni, nei comuni e a livello di Stato. È così che spieghi progressivamente accumulo del debito pubblico, cioè tu stai spendendo senza aver generato ricchezza o senza aver generato un equivalente a ricchezza. Professore, sono le 10:57. L'ultima, e questo è un punto importante da tenere a mente, quello che tu hai sottolineato oggi e non è la prima volta.
Ti giro un quesito di un ascoltatore che si firma Cesare Cremona. Io non l'ho capito, però magari tu sì, professore. Una domanda al professor Pezzani riguardo la situazione del debito italiano e americano. Sempre più spesso leggo e ascolto analisi che si spingono, scrive Cesare, a considerare l'attuale situazione del prezzo dell'oro come la vera leva per il controllo del debito italo-americano. Al netto del fatto che sia indispensabile un taglio della spesa e una riforma di policy making profonda, lei come ritiene che la leva del prezzo dell'oro possa impattare sul contenimento del debito Italia-Stati Uniti e del peso del dollaro? Io non ci ho capito molto circa il legame tra l'oro e il debito italiano e americano. Non so se ci hai capito qualcosa tu o se è poco centrata Allora, la domanda. qui il problema non è tanto il prezzo quanto la quantità, perché se il prezzo sale però l'oro non ce l'hai, evidentemente il problema si pone. Questo problema si era posto quando alla fine della seconda guerra mondiale, quando si fissarono dei cambi per cui si poteva stampare moneta solo pari a una quantità di oro determinata e quindi si poteva stampare $30, $35 ogni oncia d'oro. Oggi l'oncia d'oro vale $4.000. Questo per dire la differenza fra i 30 di allora e i 4.000 di oggi. Il problema qual è? Che come è venuto fuori, che questa inondazione di moneta dovrebbe, a mio parere, essere legata a una quantità sottostante di oro e quindi ritornare a quel sistema che nel dopoguerra consentì il grande sviluppo economico degli anni 60. Professore, diciamo che oggi il prezzo dell'oro e la questione del debito sono su due pianeti differenti. Sono due cose diverse, sono due cose diverse, e cioè l'oro è importante. Allora anche qui per richiamare questa questione che ho già detto la volta scorsa, allora noi abbiamo metà dell'oro ce l'abbiamo in Banca d'Italia e metà ce l'abbiamo nel caveau della Fed e in parte a Londra. Allora noi abbiamo proprietà, lo Stato italiano è proprietario dell'oro in Banca d'Italia, ma è proprietario anche dell'oro nel caveau della Federal Reserve di Forte Knox o dovunque sia quest'oro italiano. Allora, invece di stare a fare delle grandi questioni sull'oro italiano di Banca d'Italia, ma perché non formuli una richiesta specifica di dire l'oro che è formalmente presso il caveau delle Federal Reserve o della Forte Knox, io lo voglio indietro. Chissà cosa risponderebbe The Donald. Com'è? Chissà cosa risponderebbe The Donald. Vabbè, The Donald risponde a quello che ne ha voglia, cioè voglio dire, se io mi devo fare bastonare, no? Come si dice una volta, cazziate cornuto, allora io il mio oro, già che tu, io a questo punto mi fido sempre di meno, cioè come faccio a fidarmi di uno che critica l'Europa e ha in casa sua a metà del mio oro, non è che ne ha qualche lingotto. A metà del mio oro. Questa è una cosa interessante, professore, vedremo. Intanto siamo costretti dal tempo tiranno a salutarci qua e anche siamo costretti dal calendario, costretti piacevolmente a farci gli auguri di Natale, professore. È reciproco a tutti gli ascoltatori. E lo estendiamo a tutti, naturalmente. Ci risentiamo col nuovo anno. Intanto io ti ringrazio, professore. Ringrazio a te, Giulio, ringrazio Radio Libertà, gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza e la tolleranza di ascoltare. Però il ragionamento sulla finanziaria è da tenere molto presente, quella del controllo di gestione successiva è fondamentale. È importante che se ne parli perché i giornali la trattano poco e male e quelli comunque che vengono chiamati a parlarne a loro volta ne parlano poco e male. Quindi noi cerchiamo nei limiti delle nostre competenze, delle nostre capacità, di chiarire per quello che è possibile i dubbi agli ascoltatori e di dare un'indicazione su quella che può essere una giusta interpretazione di una situazione così difficile come quella di oggi. Grazie professore, un saluto e buone feste a tutti. Grazie ancora. Grazie a voi a tutti.